Ecco, andiamo a concludere le prove di ERSA con la prova varietale di cavolfiori bianchi e colorati. Volevo fare un breve preambolo ricordando come la dieta mediterranea, che è riconosciuta come una delle diete che permettono anche di avere un vantaggio sulla salute, ricorda come sia importante consumare frutta e verdura a ogni pasto, ma punti importantissimi, ricorda di rispettare la stagionalità e l'utilizzo dei prodotti locali. Ma prima forse devo togliere la tua? Chiudo così? No, vai scusate, su Edge. Prendo. Si vede? Sì. Allora, volevo controllare che si vedesse online. Allora, stavo dicendo come l'importanza dei prodotti freschi di frutta e verdura che nel periodo autunnale e invernale hanno come ortaggio principe appunto i cavolfiori e il gruppo delle brassicacee. Volevo anche ricordare che tutti i vegetali sono ricchi di fitocomposti, sostanze che hanno un bioattive, cioè che hanno un ruolo nel nostro organismo e promuovono effetti positivi. Spesso queste sostanze... Oh, va. Non so perché, scusate. Prova a chiudere il Canva. Non so, prova. E prima condividi. No, vedi che si vede solo a noi. Adesso aspetta. Prova. Dove è finito? Forse adesso sì. Adesso dovrebbe vedersi. Questi prodotti di origine vegetale hanno degli effetti benefici. Molti di questi prodotti spesso sono anche, queste molecole chimiche sono associate ai colori che danno agli ortaggi e alla frutta. In particolare ricordiamo i composti solforati ricchi nelle brassicacee che sembrano avere un effetto benefico sulla salute dell'uomo. In particolare nelle brassicacee troviamo glucosinolati e loro metaboliti e sono anche questi composti ricchi di zolfo, per cui danno anche il caratteristico odore di cavolo, di cavolfiore. Ricordo inoltre che oltre a essere ricchi di fitocomposti, che anche le linee guida per una sana alimentazione del 2019 ricordano che possono prevenire e contrastare l'insorgenza di alcuni tumori, le brassicacee contengono anche del calcio molto biodisponibile, cioè può essere assimilato al pari del calcio contenuto nel latte. La prova si è svolta sempre a Romance di Sonzo, dove abbiamo fatto anche la prova sulla lattuga, nell'azienda appunto Igris.
Il terreno era franco con uno scheletro prevalente e un pH debolmente basico. Lo schema sperimentale ha previsto 36 varietà, utilizzando sempre 3 repliche randomizzate, con 28 piante per parcella e un sesso di impianto 0,75 metri per 47 centimetri. Qui è una breve panoramica delle varietà in prova. Avevamo 5 varietà colorate di viola, tra cui alcune come apoteosi che erano in prova anche lo scorso anno, 2 varietà arancio e 3 varietà verdi, tra cui una tipologia romanesca. La gestione la conduzione e la gestione della prova, la conduzione agronomica è stata in questo caso a carico dell'azienda. Sono stati effettuati degli interventi di irrigazione tramite rotolone con un impianto a bassa pressione. È stata fatta una ripiccatura dopo 7 giorni dal trapianto. È stata fatta una semina il 21 luglio. Le piantine sono state autoprodotte da ERSA. In realtà c'è stata una prima semina che non è andata bene, per cui la seconda semina è risultata un po' tardiva. Il trapianto infatti è stato effettuato il 19 agosto 2025. L'andamento stagionale anche qui ha visto delle precipitazioni abbastanza abbondanti, ma abbastanza ben distribuiti. Abbiamo avuto poi a novembre alcune giornate con temperature sotto lo zero. Questa è una slide che avevamo presentato sugli eventi estremi in Friuli Venezia Giulia, dove i colleghi dell'ARPA, dalle loro analisi delle serie storie, ci dicevano come gli indici di instabilità atmosferica danno indicazione come stanno aumentando i fenomeni atmosferici di forte intensità e come aumenta anche il diametro dei chicchi di grandine negli episodi. Noi ne abbiamo avuto una bella prova a settembre, il 16 settembre, vedete il bello viola, e purtroppo che ha preso la nostra prova e abbiamo dovuto andare a constatare il campo che era un po' avvilito da questa avversità. Abbiamo fatto un controllo post trapianto e siamo andati a controllare tutte le parcelle e abbiamo ricalcolato la presenza delle piante sane per dare dei dati più consistenti per l'analisi statistica. Il campo comunque si è ripreso discretamente, qui lo vediamo, i suoi superpoteri del cavolfiore, perché a novembre abbiamo avuto l'ennesimo evento estremo che ha portato anche all'alluvione diversa che nel comune di Romans di Sonzo. Vedete qui gli effetti dell'alluvione e le acque. Noi fortunatamente abbiamo preso tanta pioggia, però diciamo che ci è andata molto bene anche perché corre qui noi siamo più o meno qui e qui corre diciamo che il superpotere del cavolfiore ci ha graziato. Qui andiamo a analizzare un po' i risultati produttivi. Qui sono la durata del periodo di raccolta in giorni. Facendo l'analisi statistica delle varie repliche, l'analisi della varianza non veniva significativa. Per questo motivo ho deciso di prendere l'inizio e la fine del ciclo
considerando tutte le piante delle 3 repliche in questo caso, mentre quando parlerò dell'analisi statistica farò il confronto fra le repliche. Vediamo che è stato l'inizio della raccolta è iniziato il 16 di ottobre e è finito praticamente l'ultimo giorno dell'anno. Sono state raggruppate le varietà in base al ciclo dichiarato e vediamo che Faston si distingue per la precocità. Qui possiamo fare delle considerazioni che per la tipologia di prodotto aziendale si può studiare bene i periodi di raccolta in modo da garantirsi da ottobre a dicembre del prodotto sempre fresco nel nostro punto vendita. Qui ho riportato sempre gli stessi dati, ma dando un'idea anche di quanto prodotto è stato raccolto nelle varie raccolte e anche nella colonna a destra vedete sono le percentuali di prodotto raccolto rispetto alle piante in campo ricontate dopo l'evento delle piante sane dopo l'evento grandinigeno. Vediamo che abbiamo avuto comunque fino al 90, abbiamo raccolto fino al 91% delle piante presenti, quindi abbastanza bene. Ci sono solo poche varietà in cui abbiamo avuto solo il 71, 76, 79, 74% delle piante, dei corimbi raccolti. Il peso medio del corimbo della prova è risultato piuttosto basso, 684 grammi. La varietà Alston è risultata quella avere il maggior peso medio di corimbo con 900 grammi. Vediamo che comunque ad eccezione di Lavender tutte i cavolfiori colorati hanno avuto una pezzatura abbastanza bassa. Devo dire che questa pezzatura è anche frutto di questa stagione non proprio favorevole per i vari eventi climatici. Come dicevo, il prodotto commerciale si è attestato su percentuali alte, ribadisco, al netto delle piante che sono state tolte perché danneggiate, è andato dal 97% delle piante raccolte fino a un 71% di Johnson. Moltiplicando appunto la produzione per il peso medio del corimbo per la densità a metro quadro e per la percentuale del raccolto abbiamo ottenuto le tonnellate ettaro che si sono aggirati da 23,6 di Dolomite a Giuliano che ha presentato 4,8 tonnellate ettaro. Vedete che comunque per l'analisi statistica Dolomite risulta il migliore. Qui è una tabella un po' riassuntiva. Vedete che comunque nell'ultima colonna abbiamo un po' un giudizio generale che va da 0 a 5 e vediamo come le piante quest'anno non siano state le più belle, infatti si è tradotto anche su delle pezzature molto contenute.
In questo caso vedete che il numero di raccolte medie riportato su questa tabella invece riguarda la media delle 3 repliche. Io ringrazio per l'attenzione, volevo anche ringraziare in maniera particolare anche oltre il nostro gruppo di lavoro che è composto appunto da me, Valentina, Federico, ehm, Martina, Valentino e Enrico, anche dai numerosi colleghi che in vari momenti dell'anno ci hanno supportato dalla semina alla raccolta. Grazie.